A voi la Befana quest'anno che cosa ha portato? A me quest'anno ha portato i giorni felici delle feste, ha portato momenti di convivialità con gli amici e le famiglie, ma soprattutto mi ha risvegliato una serie di ricordi dell'infanzia legati alla figura della Befana, che arrivava la notte del 5 gennaio nelle nostre case. La sera del 5, infatti, noi bambini andavamo a letto presto e chiedevamo ai nostri genitori di essere svegliati durante la notte quando sarebbe arrivata la Befana. Ovviamente questo non è mai avvenuto, però alla mattina trovavamo ai piedi del letto il pacchettino con il regalo. Il regalo che è sempre era una sorpresa, perché ci poteva essere il regalo perché eravamo stati bravi bambini durante il corso dell'anno, oppure il carbone se invece avevamo combinato qualche marachella. Le ritualità legate alla figura della Befana e in particolare all'Epifania poi si sviluppano in modo diverso nelle diverse zone del nostro territorio. Certo è che il pomeriggio del 6 gennaio ancora l'incendio dei falò, di questa montagna di legna che viene nei paesi preparata durante le festività natalizie per essere incendiata il 6 di gennaio, diventa ancora oggi motivo di incontro e di convivialità nei nostri paesi. Voi che cosa vi ricordate di questa giornata e dei regali dell'Epifania? Vi invito a scriverlo qua sotto. Per il momento io vi saluto e vi rimando alla prossima ciacola. Ciao!